Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e ben ritrovati al TG di Radio Libertà in collaborazione con Il Sussidiario.tv, oggi martedì 7 luglio 2026. In apertura il vertice NATO di Ankara. Trump richiama l'Europa alle sue responsabilità su difesa, Ucraina e spese militari. Poi i cantieri del nord. Salvini annuncia 70 miliardi per infrastrutture tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Ferrovie. 3 giorni di disagi a Firenze per modernizzare l'alta velocità dei prossimi 30 anni. Sicurezza. Prima applicazione della tutela processuale per le forze dell'ordine. Autonomia. Dai documenti emergono fatti e responsabilità, non lo spacca Italia raccontato dalla sinistra. E infine Napoli, dove Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni provano a costruire il fronte del no. Questi i titoli, ora il nostro giornale. Trump, i nodi NATO ed Europa. Difesa, Ucraina e spese oggi al vertice. Al vertice NATO di Ankara, Donald Trump rimette l'Europa davanti alla realtà. Difesa, Ucraina, spese militari, il tempo delle formule comode è finito. Gli alleati chiedono protezione americana e parlano di autonomia strategica, ma faticano a mettere sul tavolo risorse, industria e responsabilità. Trump può piacere o no, ma costringe tutti a dire la verità. La pace non si difende gratis e la guerra in Ucraina non può restare un pozzo senza fondo, senza indicare un'uscita politica. Anche l'apertura al negoziato non è ingenuità. È il tentativo, brutale ma realistico, di capire se esista uno sbocco. L'Europa ora deve scegliere, pagare il conto o smettere di fingere. Salvini apre i cantieri. 70 miliardi al nord. Matteo Salvini mette sul tavolo il numero che pesa: 70 miliardi di cantieri finanziati tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Il triangolo Torino-Milano-Genova torna al centro di una politica fatta di ferro, strade, collegamenti e lavoro. Pedemontana piemontese, Torino-Lione, Terzo Valico, retroporto di Alessandria. Opere che significano imprese più vicine ai mercati e territori che respirano. È la Lega nel suo terreno naturale. Meno convegni, più cantieri. Mentre la sinistra prepara alleanze e slogan, Salvini rivendica infrastrutture vere, finanziate, aperte o pronte a partire. Non miliardi astratti, ma operai, tecnici, aziende, porti, ferrovie, logistica. È il nord produttivo che chiede di correre, non di aspettare veti ideologici. Ferrovie, 3 giorni per 30 anni. Firenze, rivoluzionari lavori sull'Abbu. I disagi ci sono e vanno detti. Al nodo ferroviario di Firenze arrivano deviazioni, ritardi, cancellazioni e fastidi per i viaggiatori. Ma la domanda resta semplice. Vogliamo una rete moderna o vogliamo contestare ogni cantiere mentre il paese resta fermo? Salvini la mette così. 3 giorni di disagio per avere 30 anni di alta velocità più moderna, puntuale e sicura. Separare alta velocità, merci e trasporto regionale significa dare un servizio migliore anche ai pendolari. La politica seria apre i lavori, spiega i sacrifici e ci mette la faccia. Ora lo Stato difende chi difende. Lega dalla parte delle forze dell'ordine. Prima applicazione della tutela processuale voluta dalla Lega nel decreto sicurezza bis. Nel caso di Montesilvano, il carabiniere che aveva inseguito un soggetto poi deceduto non è stato automaticamente iscritto nel registro degli indagati. La Procura ha riconosciuto la causa di giustificazione per adempimento del dovere. Il punto è decisivo. Non è impunità, non è uno scudo, non è licenza di fare qualunque cosa. È buon senso. Chi indossa una divisa e agisce per la sicurezza dei cittadini non può finire subito nella gogna come se fosse il problema. La Lega porta a casa un risultato concreto. Lo Stato torna a stare dalla parte di chi lo serve. Senza rispetto per le forze dell'ordine, la sicurezza resta una parola vuota. Autonomia, ecco i fatti veri. Non slogan, ma responsabilità. Sull'autonomia differenziata cade la caricatura dello spacca Italia. Nei documenti sulle intese preliminari
Non ci sono strappi o fughe in avanti. Ci sono Costituzione, legge 86 del 2024, sussidiarietà, procedure, materie precise e garanzie. La Lombardia, insieme a Veneto, Liguria e Piemonte, chiede più competenze per amministrare meglio. Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa. Sulla salute restano finanza pubblica e livelli essenziali di assistenza. Tradotto, non meno Italia, ma meno centralismo romano. Non privilegi, ma responsabilità. Decisioni più vicine ai cittadini e Stato meno lento. Il vertice del fronte del no, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni a Napoli. A Napoli si ritrovano Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni per dare forma al cosiddetto cantiere dell'alternativa. Il programma arriverà a settembre, il leader forse più avanti. L'identità politica, per ora, sembra una sola: stare contro il governo. Mentre l'esecutivo lavora su NATO, infrastrutture, sicurezza e autonomia, il campo largo si ricompone attorno al vecchio catalogo progressista. No all'autonomia, diffidenza verso la sicurezza, sospetto sulle grandi opere, fastidio per il realismo di Trump, molta retorica e poche risposte al paese reale. Non è ancora un'alternativa, è una mucchiata in cerca di una forma. Molta piazza, molti slogan, ma l'Italia che lavora chiede meno teatro e più concretezza. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. NATO, pace con forza. Europa messa davanti alla realtà. Il vertice NATO di Ankara non è soltanto una riunione diplomatica, è il punto in cui l'Occidente deve decidere se vuole restare adulto o vivere di rendita. Trump obbliga l'Europa a guardare la realtà. La Cina cresce nel Pacifico, la Russia resta una minaccia, gli Stati Uniti non possono reggere da soli la sicurezza globale. Carlo Pelanda sul sussidiario.net offre una chiave precisa. Anche chi parte da un pacifismo idealistico deve fare i conti con il pacifismo via superiorità e deterrenza. Tradotto, la pace non si difende con i comunicati, ma con la forza credibile delle democrazie. Non è bellicismo, è ordine, capacità industriale, tecnologia, interoperabilità, alleanze serie. La NATO non può restare quella del Novecento. Da qui l'idea di una free community, capace di collegare Atlantico e Pacifico. È la stessa logica che Trump impone agli europei: meno prediche, più responsabilità. Perché un Occidente debole non costruisce la pace, la consegna agli avversari. Sindacato, meno piazza. Finalmente il ritorno ai tavoli. Mentre il campo largo prova a rimettersi insieme a Napoli, dal mondo sindacale arriva un segnale meno rumoroso ma interessante. Giuliano Cazzola sul sussidiario.net legge il congresso della UIL come il momento in cui la linea della piazza permanente comincia a perdere fiato. Pierluigi Bombardieri ha riportato la UIL nel negoziato, costringendo anche la CGIL di Landini a cambiare tono. Non è sparito il conflitto, ma la stagione degli scioperi a ripetizione e della mobilitazione come surrogato dell'opposizione sembra meno centrale. Cazzola nota che Meloni ha dato disponibilità ad aprire un negoziato nella legge di bilancio, senza ricevere risposte polemiche frontali. Il paese reale vive di lavoro, contratti, salari, imprese, produttività. Il sindacato fa il suo mestiere quando tratta, non quando diventa la stampella del campo largo. La rivolta rientra nelle istituzioni? Sarebbe una buona notizia. Si conclude il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Grazie per averci seguito. Torneremo domani su queste frequenze, sempre alla stessa ora, per una nuova edizione. A presto. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il